Terza trasferta consecutiva nel massimo campionato regionale per la Ionica, reduce da un turno di riposo che ha permesso di ricaricare le pile dopo la pesante sconfitta del Montepo contro l'Atletico Catania. Dall'altro lato della barricata c'è Realaci, reduce dal set perso per 6-1 al Marco Salmeri e fanalino di coda del campionato. Fischietto affidato a Emanuele Orlandi di Siracusa, coadiuvato da Orazio Attardi di Ragusa e Francesco Conti di Enna. Si affida al collaudatissimo 4-3-3 mister Moschella con potenza tra i pali, linea 4 con Loria, San Filippo, Erasimenco e Giuseppe Savoca ad agire sul binario mancino in mediana Monaco, Ferraro e Cambria, tridente sgusciante con Arigò, Alessio Savoca e Saglimbeni. Completo granata per la compagine acese di mister Romeo, risponde in total white la formazione Santa Teresina. Possiamo passare a raccontarvi del film della gara grazie all'ausilio delle immagini a cura di Giuseppe Signorino. La prima occasione sarà di marca acese dopo 16 minuti sui sviluppi di un'azione manovrata dalla sinistra, palla in profondità per l'inserimento di Benguè, fa buona guardia a Potenza in uscita bassa che riuscirà a sbarrare la strada anche in un secondo intervento. Ci riprova allora 2 minuti più tardi Realaci, questa volta sui sviluppi di un calcio piazzato da posizione defilata e Fascetto che prova ad andare direttamente in porta, colpisce la faccia alta della traversa. Al 38esimo ancora Realaci in avanti, riesce a prendere palla tra le linee, innescare Mbengue questa volta sul binario destro, calcia potentemente ma Potenza ancora una volta si supera e allontana il pericolo. Al 40esimo alla prima occasione la Ionica passa avanti, palla che ballonzola al limite dell'area di rigore, Ferraro di prima intenzione la manda all'incrocio dei pali, Eurogol del classe 2000 Ciccio Ferraro che centra il 7 e lascia di sasso l'estremo difensore strano. Ionica in vantaggio al comunale di Aci Buonaccorso su Realaci per 0-1. Sarà anche l'ultima emozione del primo tempo. Al primo assalto ha colpito la formazione di mister Moschella che ora può amministrare il vantaggio grazie all'Eurogol al 40esimo di Ciccio Ferraro. Si torna in campo e ha subito l'occasione per raddoppiare la formazione Santa Teresina con Aricò che va via al diretto marcatore, lo stende in aria, non ha dubbi il direttore gara che indica il dischetto. Sarà massima punizione affidata all'esperienza e alla classe di Ciccio Monaco, netto l'atterramento di Lorè ai danni di Aricò. Monaco però in una prima occasione si fa ipnotizzare dall'estremo difensore acese che vola alla sua destra. Fa ripetere tutto però il direttore di gara per l'ingresso preventivo in area di rigore di Fascetto che si vede sventolare anche il cartellino giallo. Il secondo tentativo sarà quello vincente per Ciccio Monaco, stesso angolo, questa volta strano non può nulla, Ionica che raddoppia il comunale Aci Buonaccorso. Può amministrare il risultato, avrebbe l'occasione per triplicare con Saglimbeni, questa volta è attento l'estremo difensore acese. Ci proverà allora al 56esimo sugli sviluppi di uno schema da calcio piazzato con Loria che cerca sul secondo palo l'inserimento di Cambria, non riesce a impattare la sfera l'esperto centrocampista della formazione Santa Teresina che ha ancora un'occasione in avanti. Si è sbloccata la formazione mister Moschella, si affida alla giocata di Aricò che serve dentro Ferraro, all'occasione di siglare la doppietta personale. Trova però il palo alla testa di Strano, che bella però la solita giocata di Davide Aricò. Migliore in campo fin qui Ciccio Ferraro che va anche a spizzare questo pallone di testa sul rinvio lungo di Potenza. Allora Monaco può innescare in verticale, Savoca si fa ipnotizzare da Strano. Ionica che però ora sta dominando e sfortunato il Realaci quelle poche volte che si va a vedere alle parti di Potenza. Infatti colpisce una clamorosa traversa con Dario Patanè. Aveva impattato molto bene la sfera con questo collo esterno destro, trova però una clamorosa traversa, non riesce ad accorciare le distanze, girandola di cambi che inizia per la Ionica con Lombardo che prende il posto di Saglimbeni al 70esimo. 2 minuti più tardi anche Filippo Marchiafava fa il suo ingresso in campo al posto di Alessio Savoca. Sui sviluppi di un calcio d'angolo ci prova ancora Cambria, poi non riesce a ribadire in porta Ferraro. Rinvio lungo di Potenza, allora Arachiri di Fascetto che manda in porta Marchiafava, tocco morbido, pallonetto e 0-3 per la Ionica. È tornato Filippo Marchiafava, totalmente recuperato dai problemi fisici che ne hanno condizionato le ultime stagioni. Ha messo a segno il suo primo gol in eccellenza. Il classe 99 va a festeggiare con tutti i compagni di squadra. Archiviata la pratica Realaci per mister Moschella che ritrova anche Lillo Cardia che va a prendere il posto di Davide Aricò. Vuole immediatamente mettere a segno il gol all'esordio in eccellenza con la Ionica. Ne avrà l'occasione su questa ribattuta, su questo tacco di Monaco che libera al sinistro proprio l'ex della Messana. Trova però i guantoni di Strano. Intanto ha fatto il suo ingresso in campo anche il giovane Giannetto al posto di Ferraro. Man of the match prima del triplice fischio del direttore di gara. Game over al comunale di Aci Buonaccorso. Ionica si impone per 0-3 su Realaci. Decidono le reti di Ferraro, Monaco e Marchiafava.